Tutto pronto per la terza corsa dal Savio di Cesena e la seconda manche di questo Super Frustino 2025 Tommaso Grassi Award. Il premio Rotary Club Cesena Valle del Savio. 1 Ermanno Getter nei legati, 2 Senza Griff Davide Di Stefano, 3 Nola Gay Treb Santuraitala, 4 Dogma Francesco Facci, 5 Eva Light Vincenzo Gallo, 6 Elomar Roberto Vecchione, 7 Ecuador CR Alessandro Gocciadoro, 8 Stalba Pax Filippo Monti, 9 Daddy P Antonio Di Nardo, 10 King of Tirrail Francesco Pettinari. Parte piano Eva Light. Veloce Elomar dall'esterno che prova a scavalcare Dogma. Elomar che prende la testa, velocissimo dalla seconda fila King of Tirrail che punta in avanti mentre e senza griffa ha tenuto le punte di dentro a Dogma e l'ha lasciata di fuori, così King of Tirrail si trova in terza ruota ma con possibilità di progredire comunque accanto al leader, visto che non vuole restare allo scoperto Dogma. 14,3 i primi 200 di corsa con King of Tirrail che è arrivato all'esterno di Elomar che chiaramente corre al comando, seconda in corda e senza griff che precede Stalba Pax filtrata bene dalla seconda fila, seconda pariglia per Dogma che precede Enola Gay Treb, quindi ancora Ermanno Jet, poi via via gli altri va a fare la quarta pariglia esterna Alessandro Gocciadoro con Ecuador CR. Dopo un 28,6 veloce a partire c'è una frazione in rallentamento. 44,4 e si viene sotto alle tribune con Elomar in vantaggio nei confronti di King of Tirrail all'esterno, ha sbagliato Ecuador CR, numero seconda 7 pariglia Ecuador sempre per Dogma che viene privata dai tappi squalificato. estraibili, terza pariglia per Enola Gay Treb avanti a Deadly P, in corda ci sono Senza Griff che precede Stalba Pax, Ermanno Jet e alla retroguardia Eva Light. 31,1 il secondo quarto di gara, la curva di destra va ad esaurirsi con Elomar che continua in vantaggio in controllo, 1,15,4 i primi 1000 di gara, Elomar con al suo esterno King of Tirrail, poi è Senza Griff Dogma, si muove dall'ultima posizione Daddy P che prova a dare il parziale a metà della retta opposta alle tribune, Elomar in vantaggio in controllo, in difficoltà almeno parziale King of Tirrail, lungo la corda c'è sempre Senza Griff, è chiusa invece Stalba Pax, cerca di progredire in terza corsia ma non è facile farlo, Daddy P, intanto Elomar allunga, Roberto Vecchione vuole portarsi a casa 10 punti e una possibile ipoteca sulla finale, scappa Elomar che se ne va dalla compagnia, Elomar viene a fare dispersione mentre c'è lotta per il secondo con lo scatto di dentro di Stalba Pax ed è lei a prendere il secondo, al terzo Daddy P, al quarto lungo la corda probabilmente Ermanno Jet su King of Tirrail, dispersione di Elomar, Roberto Vecchione per Salvatore Valentino al training, Michela Rossi ai colori. Il raddoppio per questa connection dopo la vittoria nella prova gentleman con Balsamo Leone, questa volta in salchi c'è Roberto Vecchione, il campione in carica, mette 10 punti nel suo taccuino che valgono ovviamente tantissimo nell'avvicinamento alla finale a 3. Secondo Filippo Monti con Stalba Pax, terzo Antonio Di Nardo con Daddy P.